Anche il Tribunale Civile di Cagliari ha detto no al referendum sull'indipendenza proposto da Doddo e Meloni, che adesso annuncia un nuovo ricorso al Tribunale Europeo. C'è Marco Lai. Doddo e Meloni rilancia la sua battaglia per il referendum consultivo sull'indipendenza della Sardegna. Dopo la bocciatura del quesito da parte dell'ufficio del referendum, che lo aveva ritenuto illegittimo, il movimento Paris Maluentu aveva presentato un ricorso al Tribunale Civile di Cagliari, ottenendo però soltanto un nuovo no. Il Tribunale di Cagliari ci ha negato questo, anche perché è successo che la giunta regionale capeggiata da Cappellacci aveva detto pubblicamente che era d'accordo per il referendum. Invece è stato l'unico che ha ordinato agli avvocati delle regioni di mettersi contro di noi, cioè di farci negare il diritto al referendum. Meloni e i suoi tuttavia insistono e annunciano un nuovo ricorso. Andiamo al diritto internazionale, cioè ci rivolgeremo al Tribunale dei diritti dell'uomo, al Parlamento europeo e alle Nazioni Unite. Perché alle Nazioni Unite? Perché ieri lo Stato italiano ha riconosciuto il diritto ai palestinesi ad essere Stato, ma guarda un po', non permette a noi sardi neanche di pronunciarsi in forma consultiva sul referendum per l'indipendenza. Secondo gli indipendentisti di Maluentu non sarebbero stati garantiti i diritti all'autodeterminazione dei popoli previsti dalle norme internazionali. Che noi non facciamo prossimere in nome nostro, ma gandeghi biceus, continuiamo a morire dei fami o desidratare mentre siamo idratando. Questo è ciò che pensiamo, voi osate, se vedete io lei fa.